abbiamo dato questa coreografia ai bambini. Michelangelo, dove stai? Vieni qua. Perché abbiamo formato insieme questa coppia, il ballerino l'ha portato Michelangelo, la Terlizzi e la bambina è nostra, e quindi abbiamo formato una coppia bellissima. Ok, allora i senior del liscio dove stanno? Nino e Susanna, Giuseppe e Mema, Marco e Anna, Michele ed Enza, Damiana e Giuseppe, Susanna e Nino. Facciamo un applauso a questi ragazzini che sono veramente, dobbiamo prendere esempio da loro. Ok, loro ci faranno vedere una mazurka e un foxtrot e un valzer viennese. Ok, mazurka. Facciamo un applauso a questi ragazzini. Peccato che mancano parecchi perché stanno in ferie. Hanno fatto il campionato italiano e si stanno riposando. Bravi, bravi, bravi. Ok. Nel frattempo che loro prendono un po' di fiato, facciamo un applauso a questi due ragazzini qua. Lui 75 anni, hanno fatto un grossissimo risultato al campionato italiano. Loro sono 70 e oltre AS significa A Special, il massimo, e sono arrivati 15esimi su 71 coppie. La prima coppia pugliese. La prima coppia pugliese. Con la P maiuscola. Io non posso più prendere niente. Foxtrot. Come siete belli! Basta ballando Terlizzi, Malfetta, Andrea, Barletta, Vicelle, Lupo e meno una coppia. Ce n'è almeno una quindicina di Lupo, ma hanno paura a farsi vedere in pista, ma non so perché. Le persone di Lupo non so come mai. È bellissimo. Ma per me non è più come era tanti anni fa. Più non vanno innamorati sul lungo Tevere. Ok, comunque parecchi di loro non sono questi che loro fanno in gara. La maggior parte sono tutti, ballano tutti standard, quindi stanno improvvisando. Ho detto, mi dispiace che per gli altri che mancano e staranno qua qualcuno perché non lo so perché si vergognano. Le persone di Rufo non riesco a capire, sono tutti forestieri. Ok, valzer viennese.